non più i giovani che lavorano dalla mafia, ma molto di più fortunatamente. Anche noi chiaramente vogliamo ringraziarvi, vogliamo portarvi il nostro fortissimo orgoglio nell'aver seguito questo riconoscimento. La prima idea che ci è venuta in mente pensando appunto al piano del pesaggio del Consiglio d'Europa è l'importanza non soltanto della ricchezza del pesaggio, ma anche della bellezza che esprime e della positività che c'è dietro. Questo probabilmente è lo spirito più forte, parlando di rinascita, di qualcosa che cambia e che vuole valorizzare ciò che già esiste sul territorio. E noi siamo andati da un progetto che ha preso le fila, è nato grazie a un milione di figli di tutti i nostri concittadini. Siamo stati uno strumento con alcune parecchie difficoltà, ma siamo qui per parlare di quello che abbiamo fatto, degli atti positivi e non per fare riferimento soltanto a questo. E appunto sapere che la bellezza contrapposta alla sopraffazione, al sangue, al degrado che ce l'abbiamo proprio su questi territori, sapere che questo è un messaggio talmente ben accolto, addirittura da ricevere un riconoscimento così grande, ci inorgoglisce molto, ci emoziona e ne siamo veramente grati. Per noi valorizzare il paesaggio significa valorizzare il territorio, significa appunto trasformare questi bellissimi questi bellissimi vigneti, questi bellissimi campi di grano che tra l'altro negli ultimi anni sono passati dai primi 30-40 ettari ad esserne migliaia in tutto il sud Italia. Significa appunto restituire alla società, ai nostri concittadini, ai giovani e anche ai non giovani quello che è stato tolto. Significa ridare dignità a questa persona e a questo territorio che non è più ricordato per ad esempio le strade, ma che auspichiamo possa essere ricordato per delle pratiche di buon esempio, dei progetti pilota che continuano ad essere dati perché non si finisce mai di crescere, mai di imparare, ma ci piace pensarci di essere una buona pratica e di aver potuto dimostrare come anche in Sicilia, nel Corleonese, negli stessi campi che erano stati abbandonati, in parte distrutti, incendiati, vigneti motosegati, quindi proprio distrutta la bellezza di quel posto, che bellezza naturale, che bellezza che i nostri padri, i nostri nonni, hanno ereditato da quello che preesisteva, oggi è diventato un diritto di tutti, così come il lavoro, così come la possibilità di costruire sul domani con le